Sabato 20 maggio, San Tommaso d'Aquino. È il 140° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 225 al termine. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:40. La luna si leva alle 5:49 e tramonta alle 21:55. Dopo averla già posseduta dal 1207 al 1221, i veneziani tornano ad impadronirsi dell'isola di Corfù. In questo giorno, infatti, viene compilato l'atto formale della dedizione da parte di maggiorenti dell'isola. La cessione da parte del re Ladislao di Napoli, al quale Corfù era pervenuta per eredità nel 1258, avverrà solo il 16 agosto 1402 dietro compenso di 30.000 ducati. Le previsioni per domani: nella prima metà di giornata a partire da est nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Nella seconda metà di giornata in prevalenza sereno o poco nuvoloso, su rilievi e zone limitrofe a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Precipitazioni sulla pianura assenti, sui monti probabilità bassa per modeste piogge locali a tratti. Temperature in aumento anche sensibile rispetto a sabato.